Assessore Roberti, monitoraggio e sicurezza qui a Gonars con un'applicazione che è stata resa possibile dai finanziamenti della Regione. Eh sì, noi abbiamo voluto questi finanziamenti, una nuova tipologia di finanziamenti per delle telecamere all'interno delle strutture sensibili, quindi quelle strutture che ospitano ragazzi, che ospitano anziani e tutte quelle fasce più deboli che vanno tutelate. L'avevamo fatto per una motivazione ben particolare, perché c'erano stati diversi casi, penso alle scuole, penso alle case di riposo, dove c'erano stati degli illeciti appunto commessi su quelle fasce deboli. Con quei finanziamenti però il Comune di Gonars è riuscito a fare qualcosa di in più, a installare questo sistema che permette sia di controllare chi effettivamente, quindi garantire la sicurezza all'interno di questa palestra, ma anche di implementarlo, perché nel frattempo purtroppo sopraggiunta la pandemia, implementandolo con ulteriori dati e con ulteriori applicazioni che consentono sia di monitorare e capire esattamente chi c'è stato in quel giorno specifico all'interno della struttura, quindi garantendo un tracciamento che altrimenti sarebbe impossibile, che può essere ovviamente utilizzato nel caso di uno scoppio di un focolaio, di un singolo caso all'interno della struttura, che può garantire quindi di controllare e poter comunicare con tutti gli altri, ma anche un sistema che misura quotidianamente la temperatura e quindi garantisce il fatto che che tutto vada bene e che non ci siano dei problemi sulla salute dei ragazzi. L'amministrazione regionale ha intenzione di rivedere la norma sulla sicurezza. La norma sulla sicurezza appunto prende spunto da tante esperienze che evidentemente nascono dal territorio e che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. La precedente norma ormai è datata, ha più di 11 anni, legge buona, ottima, ma che ovviamente deve riaggiornarsi perché i tempi sono cambiati e oggi abbiamo una dimostrazione del fatto che le tecnologie sono cambiate, si sono evolute e quindi una nuova legge sulla sicurezza deve tener conto anche di tutti questi adeguamenti tecnologici. La norma ha iniziato il suo percorso, contiamo di portarla in aula nei primi mesi del prossimo anno e questo permetterà già dal prossimo anno di avere dei finanziamenti mirati anche sulle parti tecnologiche, senza dover arrivare a norme puntuali per finanziamenti specifici come è stato fatto in questo caso.